Diverse scuole d'Italia, le più innovative, proiettate alle nuove metodologie d'apprendimento, hanno formato una rete nazionale che ha l'obiettivo di formare docenti su una nuova metodologia didattica, MAB, Mapping Lab, mappatura percettiva. A guidare questo progetto avveniristico le due scuole polo, la Costaggini di Rieti e il Pascalla di Pomezia, capitanati rispettivamente dalle dirigenti Alessandra Onofri e Laura Virli. Nasce da una sfida che abbiamo voluto raccogliere e sperimentare per tentare di costruire questa comunità di docenti che nelle proprie scuole potessero sperimentare il percorso nel quale noi stavamo credendo molto. Abbiamo visto i nostri studenti crescere attraverso l'esperienza della mappatura e quindi abbiamo voluto sperimentare attraverso scuole che negli anni avevano dato il meglio di sé. Tutto parte da un'esperienza comune a Lisbona, sotto la guida dell'ideatore della metodologia MAB, Lorenzo Micheli. È lì che ha avuto origine il percorso di formazione dei primi 38 docenti sulla mappatura percettiva che ha lo scopo di avvicinare gli studenti al territorio in cui vivono. Accade così che una passeggiata diventi un viaggio emozionale e sensazionale. Le singole percezioni e la personale esperienza introspettiva si trasforma poi in un lavoro in team. Questo è un progetto di rinnovamento della metodologia didattica che favorisce l'apprendimento dello studente e inoltre porta tante altre bellissime conseguenze. Il fatto, che si può lavorare sull'educazione civica in modo trasversale alle discipline, perché no anche un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento che favoriscono una didattica orientativa per gli studenti più grandi. Per gli studenti più piccoli una continuità con il ciclo di studi superiori e perché no ancora uno sviluppo di competenze digitali. Noi sappiamo che i nostri studenti sono nativi digitali, ma spessissimo non sanno utilizzare tutte le strumentazioni tecnologiche che noi mettiamo a disposizione. Questo è quello che sta accadendo in Italia. Tutti questi puntini sono alcuni dei docenti che si stanno formando in questo momento. Tutti quanti questi docenti stanno per fare una rivoluzione nelle classi. Questa rete nazionale è suddivisa in 9 sottoreti con il compito di formare altri docenti su questa innovativa e coinvolgente metodologia didattica. E la sottorete Sicilia-Sardegna vede al suo interno il Liceo Statale Pascasino di Marsala, l'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, il Liceo Linares di Licata e l'Istituto Costaggini di Rieti. Queste 4 scuole, a loro volta, formano altri 15 professori di altrettante scuole. Lo step finale per i docenti è mettere in pratica il MAB con i propri alunni attraverso i percorsi della tradizione religiosa. Non ci si può ancorare ancora ai vecchi modi di approcciare l'insegnamento, è indispensabile veramente stravolgere il nostro approccio e far capire ai ragazzi che è indispensabile il lavoro in team e questa metodologia li costringe a lavorare in questo modo. Gli stimoli all'apprendimento cambiano di anno in anno, perché l'evoluzione tecnologica è quella che ha caratterizzato gli ultimi anni e gli stili di apprendimento di conseguenza sono cambiati.